Un servizio interno all'azienda per effettuare tamponi al prezzo calmierato di 10 euro. Zoppas Industries di Vittorio Veneto ha comunicato con una nota l'iniziativa ai propri dipendenti, specificando che il servizio dovrà essere prenotato in modo da non dover interrompere la giornata o il turno di lavoro, al fine di evitare che l'assenza possa essere classificata come ingiustificata. Opportunità rivolta ai dipendenti ma anche agli addetti amministrati e agli autisti che consegnino la merce. Dopo la giornata di ieri, con l'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione verde per tutti i lavoratori del pubblico e privato, si guarda alle prossime settimane, quando i disagi, seppur limitati del primo giorno in diversi settori, potrebbero aumentare. Per Vendemiano Sartor di Confartigianato Imprese è necessario che si intervenga rivedendo il Green Pass, perché dice la misura aveva l'obiettivo di aumentare le vaccinazioni e gli effetti ci sono stati, ma ora resta uno zoccolo duro di persone che probabilmente hanno deciso di non immunizzarsi mai. Quello che è raggiunto, cerchiamo gradatamente di uscire dal Green Pass, perché altrimenti ci crea qualche problema contingente, ma ci creerà anche qualche problema strutturale. Rimodulare l'applicazione del Green Pass in base al rischio di ogni singola attività lavorativa è secondo Sartor la strada da percorrere, continuando sempre a rispettare in modo scrupoloso i protocolli di sicurezza. Potrebbe essere anche un allentamento, tra virgolette, graduale, in funzione anche della tipologia del lavoro e della tipologia della presenza nel lavoro di persone assieme. Ci sono settori che più di altri soffrono la misura della certificazione verde, come quello degli autotrasportatori, che non negano che potranno esserci disagi nella consegna delle merci. Ma per Sartor c'è un altro rischio legato alla carenza di manodopera, problema con il quale le aziende si confrontano da tempo e ora rischia di accentuarsi per il Green Pass, che coinvolge anche i lavoratori stranieri. Se ha difficoltà qua, ha sirene che vengono da altri paesi europei, e quindi si corre il rischio che qualcuno vada anche via. La misura del certificato verde sarà in vigore fino al 31 dicembre, ma per Sartor va rivista ora perché, altrimenti dice, rischia di essere troppo tardi per l'intero sistema economico. Così sarebbe un disastro. Cosa rischiamo? Rischiamo di perdere competitività, di perdere produttività, di perdere lavoro. Oggi io credo che il Paese non possa permettersi di perdere risorse per strada.